Ciao ciao, iniziamo questo vlog con questa giornata calda aspettate che chiudo la porta perché c'è il televisore acceso e non vorrei che si sentisse qualcosa. E con questa giornata calda sono 24 gradi, ormai siamo a fine di ottobre, sono 24 gradi. Ho scoperto anche che sabato cambiano anche le ore, per cui mi devo ricordare di portare indietro, mi sembra, le lancette. Comunque sono appena tornata, ho fatto un giro un giro a Montebelluna, poi sono andata a prendere anche i calendari, visto che li ho trovati. Ho preso questi calendari da tavola e ne ho presi due. Pensare, cioè siamo a fine di ottobre, penso già all'anno nuovo, ma questi così da tavola, che poi stanno in piedi da soli, di solito sono i primi a sparire, per cui visto che li ho visti li ho presi e ne ho presi praticamente due, non sono uguali, sono diversi, ma ne ho presi due. Poi un'altra cosa che sono andata a prendere è questo misto di cioccolatini. Beh, non guardate il sacchetto del marchio perché tiene i sacchetti di questo marchio, però dentro c'è un misto di cioccolatini, sì, è un self service, si prendono quelli che si vogliono. Io ho preso questi qui, forse neanche li inquadra bene, di questo misto di cioccolatini che ho preso io. Poi volevo farvi vedere, perché non mi ricordo più se ve l'ho fatta vedere, la borsa un po' aperta. Adesso giro la telecamera e ve la faccio vedere. Ed ecco qui la borsa, ho preso sia il portafoglio che la borsa, questi glieli ho aggiunti io, l'ho presa scontata, praticamente ho risparmiato 40 euro prendendo entrambi, con entrambi. Sul totale ho risparmiato 40 euro e questa è la fantasia. Beh, diciamo che non è niente male, visto che ero indecisa tra due fantasie, ma questa era scontata. Adesso che ce l'ho non è niente male nell'utilizzarla. E la mia promessa di non prendere più palette. No, non l'ho ancora vista sul sito di Sephora o in negozio, la devo ancora vedere. Però ho visto che Huda Beauty sta preparando una nuova palette grandina che ha dei toni dell'azzurro. L'ho vista sull'Instagram di Sephora Italia oppure anche sull'Instagram di Huda Beauty e non è niente male come palettina. Vi devo dire, adesso vediamo quando esce, vediamo un po' di swatch come sono, però come primo impatto non è niente male. Vediamo se anche arriva anche quella oppure no. Oggi, questa mattina alle 8 ero già al mercato di Montebelluna per prendere principalmente le camicie da lavoro per Davide e i calzetti, questi sempre da lavoro, ma poi visto che c'erano banchetti di cibo ho deciso di prendere qualcosa. Allora ho preso questi ravioli che sono fatti con zucca e salsiccia, che c'era un banchetto che vendeva solo pasta fresca, sia tagliatelle, spaghetti e ravioli di vari tipi. Poi su un altro banchetto ho preso delle costicine, le patate, la verdura cotta, fondi di carciofo e questa è mezza anatra. Avevano la faraona, però ho deciso, beh dai, questa volta provo a prendere l'anatra e ne ho presa mezza. Poi sono passata da questo negozio frescovario a prendere questi dolcetti, perché di solito da loro prendo le patatine da fare fritte, però quelle ce ne ho ancora. E però ho finito i dolcetti e non sono niente male queste monoporzioni che hanno da vendita. Ho preso il profiterol e ne ho prese due, una è qui, una è dentro il sacchetto, e anche questo qui che c'è un po' di riflesso qui sopra. Questo qui sarebbe il tiramisù e anche di questo ne ho preso due. Poi ho preso i sfilacci di cavallo
e sotto c'è anche una confezione di pancakes. Devo trovare una ricettina da provare a fare io i pancakes, non li ho mai fatti, ma cercando su internet vedo che certe volte ci sono certe ricettine, quasi quasi ci sto pensando di provare a farli io. In questi giorni sto provando questi prodottini come base, il nuovo fondotinta di Urban Decay, il Stay Naked. Mi viene da dire Stay Naked come marca e devo pensarci che la marca si chiama Urban Decay, non Naked. Allora, il Stay Naked come fondotinta. Io adesso attualmente in questo momento c'ho sul 40NN e sto provando anche questi nuovi correttori di Benefit. Io attualmente c'ho su il numero 5 e questo è il risultato. Devo dire che tiene abbastanza bene, non mi va cioè un po' nelle ore, passando le ore un po' lo vedo che tende leggermente a seccare, però non è niente male rispetto ad altri che sono più aggressivi, più secchi. Diciamo che questo correttore, avendo rughettine qui, non è niente male, riesce a resistere abbastanza bene. Beh, questa mattina sono partita in fretta e ci ho messo solo un po' di mascara e sulle labbra ho tirato fuori questo rossettino di Fenty Beauty. Quest'estate ho sempre portato il fucsia, adesso ho tirato fuori questo qui perché il fucsia in questa stagione mi sembra che non sia proprio il caso, e ho tirato fuori il Lunku Fed, questa colorazione che non è niente male, la sento comoda sulle labbra, come quest'estate che ho portato il fucsia che non mi dava eccessivamente fastidio alle labbra. Anche questa colorazione non è niente male, vedo che sta lì, è un colore quasi naturale, per cui anche se qui eventualmente mi si va via un po', si nota e non si nota, perché di per sé è un colore che va molto verso il naturale. Per cui adesso mi strucco per questa mattina, perché oggi pomeriggio volevo andare a vedere se trovavo i Ferrero Rocher, perché ho visto per pubblicità che hanno ripreso a fabbricarli, diciamo, però non so se qui nella mia zona siano già arrivati, e vediamo se sono arrivati o cosa, perché i Ferrero Rocher sono gli unici cioccolatini che hanno anche una scadenza a breve termine. Di solito quando li prendo 3-4 mesi durano, poi hanno già la scadenza, per cui sono fatti anche freschi, diciamo. Adesso vediamo se oggi pomeriggio riesco ad andare a prendere questi Ferrero Rocher oppure no, vediamo. I Ferrero Rocher non li ho trovati, però ho preso dell'altro. Allora ho preso questo tè della Melsna, questa marca qui, di questa marca qui. Poi ho preso il cioccolato nuovo della Lindt, 70% di cacao all'arancia e mandorle dovrebbe essere, questo qui. Ho preso questo tipo Iloac, però dell'altra marca Lago, un altro tè sempre di quella marca Melsna, Jasmine Green Tea, le foglie di perugina all'arancia, i baci di dama di sassello. Poi ho preso della perugina l'arancia intensa, questi biscottini che sono fatti dall'antica torrineria piemontese, belli croccanti, vediamo che gusto che hanno. E per finire mi sono presa le caramelle morositas. Poi di qua aspetta, cioè adesso li provo a tirarli fuori così li vedete un po' meglio. Da questo negozio che si chiama Nico Abbigliamento Calzature ho preso queste due magliette. Non sono molto economiche, a parte che ho ricevuto il 10% di sconto per il marchio che mi ha detto che in questo periodo era scontato,
e in più avevo raggiunto dei punti e mi ha fatto un altro sconto di 10 euro, per cui il prezzo è un po' calato, però di per sé questa costa 29,90 euro, mentre questa così leopardata costa 39,99. Hanno il loro prezzo, però è morbida. Mi piace come è fatta perché ha quel collo che non è troppo largo e qui è comoda come, cioè praticamente qui il collo non è troppo largo che se mi abbasso non si vede il seno, rimane bello sul collo. E qui, mentre sulla parte del corpo è bella morbida, così sono queste le magliette che preferisco, queste fatte così che sono belle morbide sul corpo, ma che allo stesso tempo hanno qui il giro collo che ti permette che se fai movimenti o cosa non è che si vede il reggiseno praticamente. E questi qui sono i due acquisti che ho fatto oggi. Oggi mercato agricolo. Ho trovato la prima crostata a radicchio, la prima di stagione, e l'ho presa. Poi di qua ho preso le patate dolci, 2 vasetti di passata di pomodoro, uno grande e uno piccolo. Di qua ho preso 2 kg di patate novelle e poi ho preso il radicchio variegato e il radicchio tardivo. È il primo, speriamo che non sia amarognolo, io lo spero, ma non lo so, vediamo assaggiandolo. Nelle clip precedenti vi avevo fatto vedere che avevo preso l'anatra cotta da un banchetto del mercato e vi devo dire che non è niente male, è anche buona, cioè non pensavo perché era la prima volta che la prendevo e un po' di dubbio, vediamo com'è. Però mi ha sorpreso, ha un gusto veramente buono. Poi ieri mi è arrivata l'email che il pacco che ho ordinato da Pinalli con lo sconto compleanno è stato dato al corriere, che ho preso una candela e uno smalto, per cui niente di grandi cose. E però mi è arrivata, cioè praticamente abbiamo ricevuto l'email che il pacco è stato consegnato a GLS, però GLS non mi ha più mandato nessuna email, che di solito nel giro di 2 o 3 ore mi spedisce l'email che ha in consegna questo pacco e non mi ha spedito niente. Vediamo oggi avanti sera cosa succede, eventualmente domani contatto Pinalli e vediamo cosa mi dicono di questo pacco. Sono qui sul sito di Sephora e ho visto che è arrivata la Norvina volume 2, questa qui, che però sono un po', cioè non è che mi piace, io lo sapete, poi ve la faccio vedere anche, ho preso la 3, però l'ho presa dal sito inglese perché qui doveva ancora arrivare, perché di questa volume 2 vedo molti colori scuri, a me piacciono i punti luce, però qui vedo un punto luce in questo chiaro qui, poi qui sopra chiari non ce ne sono, a parte questo grigino qui alto, qui sopra, se no qui ci sono una marea di colori scuri e non mi ispira molto, mentre io avrei già preso questa qui che come colori chiari, punto luce, diciamo c'è questo, anche, beh questo no, ma anche questo qui potrebbe andare bene, per cui per il momento penso di non prendere la volume 2. Per questo discorso che vedo molti colori scuri, anche se sono carini, perché vedendo qui gli swatch non sono niente male, no? Guardiamo su pelle chiara, questi colori non sono niente male. Vedo tanto blu e un po' di verde su questa palette, però vi devo dire che so che è in aiuto, che volevo farvela vedere, questa qui di Huda Beauty, la cosa si chiama Mercury retrograde, questa qui è una nuova palette che
che dovrebbe essere in arrivo anche sul sito di Sephora Italia. Per cui vorrei vedere anche gli swatch di questa e rendermi conto se mi piace o cosa, perché anche questa qui è molto sui toni pastello, diciamo. E vediamo quando arriva. Comunque adesso provo a guardarmi dei video stranieri, che ho visto che ci sono delle pubblicazioni di video stranieri che hanno già questa palette. Vedo un attimo com'è, se mi ispira oppure no. Ho trovato questo video e questo, adesso non so con il riflesso se si possa capire un po'. Questi sono gli swatch della nuova palette di Huda Beauty, la Mercury Retrograde. Vedo un po' di riflesso, forse se mi avvicino di più qualcosa di meglio si vede. Comunque, come vedete, sono veramente tutti colori sul pastello. Di scuro c'è questo per la parte finale, diciamo, ma sì, beh, anche questo per un mio modo di utilizzare anche i scuri, però il resto, anche questa fila, sono tutti veramente colori pastello chiari. Ed ecco gli swatch della volume 2. Allora, vedendola così, beh, di colori veramente scuri ci sono questi che non sono niente male. Poi, pensandoci, un'altra cosa che noto è che per fare la classica colore di transizione vedo solamente colori blu o verdi, perché non c'è nessun marroncino. Io di solito uso il marroncino, per cui qui sarei costretta ad utilizzare colori sull'azzurro o sul verde per fare la transizione, che non so se su di me mi stiano molto molto bene. Poi invece come colore chiaro noto che questo e anche il giallo qui sono dei bei colori chiari, per cui anche qui ci sono 3 tonalità chiare che non sono niente male. Però adesso il dubbio mi va a finire su questi colori di transizione che a parte questo arancione, ma ormai l'arancione l'abbiamo visto un po' dappertutto, ci sarebbero questi azzurrini, però perché quando ho preso la palette di Tarte che ha degli azzurri, quelli con la tartaruga, ho fatto sì il trucco sui toni dell'azzurro, ma mi sono vista e non vista, diciamo, perché anche lì avevo provato a fare con l'azzurro la transizione e sì anche no. Per cui, a parte che poi qui potrei mischiare l'azzurro con l'arancione, però non lo so, non è, no, no, non ne sono convinta al 100%. Sono appena passati 2 corrieri. Allora, prima vi faccio vedere che dalla QSMT avevo lo sconto per le spese di spedizione se spendevo 35 euro. Allora ne ho approfittato per prendere qualcosa, perché questo sito, per avere le spese di spedizione gratis, bisogna spendere 80 euro e mi scoccia sinceramente spendere 80 euro di tè. Per cui quando mi arriva l'email che per 30-35 euro fanno le spese di spedizione gratis, allora raggiungo la cifra e prendo il tè. Comunque il tè mi sto trovando bene, non è la prima volta che lo prendo, hanno vari gusti e questa volta ho preso questo che sarebbe un tè verde, questo che sarebbe sempre un tè che ha dentro arancia, limone, qualcosa del genere. Questa qui invece sarebbe un'edizione limitata per Natale, per cui dentro ha spezie, arancia e qualcosa che adesso non mi ricordo. Comunque ho voluto provare a prenderlo visto che era in edizione limitata. Poi l'altro corriere che è passato, avevo fatto un ordine sul sito Pinalli per utilizzare il buono compleanno e allora ho preso uno smalto di Diego Dalla Palma, che non ho mai preso niente di questo marchio, visto che questi colori sono un po' particolari, diciamo, ho deciso di provare a prenderne uno. E
poi, visto che Pinalli ha anche il reparto profumazioni per la casa, ho preso questa candela di Wood, di questo marchio, adesso non so se lo inquadra, questo qui, Wood Vic, non so se si pronuncia così, comunque hanno varie grandezze di candele. Questa è la medium, ci sono più piccole o più grandi. L'ho preso nella profumazione autunno, questo qui, e come profumazione vi devo dire che non è niente male, perché l'ho annusata e non è niente male. Poi quando si accende, questo stoppino è di quei stoppini che fanno scricchiolii, fanno il rumore del legno che schiocca, in teoria. E vediamo quando la provo se è vero. Ha 3 colorazioni, sia le grandi che le medie, che questa, che le piccole, hanno tutte quante queste 3 colorazioni, per cui se volete darci un'occhiata, adesso non so se siano buone o cosa, però l'idea di queste candele non è male. Oggi sono andata a vedere il nuovo Famila com'è. Praticamente qui nella mia zona hanno aperto ieri un nuovo Famila. Allora, cioè nuovo proprio, prima non c'era qui in questa zona il marchio Famila come supermercato, adesso c'è. Io ci sono andata non sapendo se ci sono sconti o meno, ho pensato ci vado giusto per dare per curiosare. Vi dico che ho speso 50 euro, ma non mi è sembrato molto conveniente, visto che aveva anche appena aperto, che avesse fatto chissà quali sconti. Adesso vi faccio vedere per 50 euro cosa ho preso. Allora, ho preso la carta igienica, poi ho preso queste noci sempre sgusciate, di solito le prendo da Cadoro ed è un altro marchio. Ho pensato, visto che quelle del marchio di Cadoro le devo ancora finire, di provare a prendere anche queste e vedere se sono buone o non buone rispetto a quelle di Cadoro, perché di solito il mio supermercato che vado a fare quasi sempre la spesa si chiama Cadoro. E allora proviamo queste. Poi ho preso un pezzo di mortadella, praticamente c'era una mortadella enorme che la tagliavano a tranci e le confezionavano sotto vuoto, per cui ho deciso di prenderne una. Poi ho preso le uova che mi servivano, queste sono uova di allevamento a terra. Ho preso 3 confezioni di Limi, questa è l'altra, il limone. Poi di zuppe fresche di Midissi ho preso questa qui, una già pronta, una vellutata agli asparagi. Il profumo per la lavastoviglie, un quadrettino di burro del latte busche. Poi ho preso questo formaggino che non ho mai visto, Osella, io non l'ho mai preso, per cui è una cosa nuova, giusta da assaggiare. Le sottilette. Visto che ho visto questo pacco di arrosticini, ho pensato di prenderli. Adesso questa sera pensavo già di assaggiarli e vediamo come sono. Poi ho preso, qui ci sono dentro 4 salsicce, perché volevo fare il risotto zucca e salsicce. La zucca l'ho già cotta ancora l'altro giorno, visto che ne ho lasciato 2-3 fette, l'ho cotta al forno e ne ho lasciato 2-3 fette per fare il risotto, e questa sera volevo fare il risotto con salsiccia e zucca e gli arrosticini, vediamo se viene fuori buono. Ho preso il profumo, questo qui per il VC, il cura lavastoviglie, perché ho la lavastoviglie che ha iniziato a fare un strano rumore durante il suo percorso di lavaggio, per cui ho pensato provo a prendere un cura lavastoviglie e vediamo cosa succede. Poi ho preso la pasta, ho preso le farfalline di De Cecco.
Come zucchero, beh, questo lo trovo anche da Cadoro, stesso marchio. Avevano anche questo marchio che io non l'ho mai visto, è la prima volta che acquisto uno zucchero confezionato così. Sono riuscita a trovare i primi Ferrero Rocher e per cui li ho presi. E poi ho preso queste qui, spizzico di scamorza affumicata. Vedendole così piccole mi ha ispirato ad acquistarle e qui dentro non c'è più niente. Questo è il ciclamino che mi hanno regalato lì alla Famila, che visto che hanno appena aperto regalano un ciclamino. Cioè sinceramente vedo qui delle foglioline già sul giallognolo, comunque lasciamo perdere. Qui sono andate a prendere il pane, quello che di solito prendo che il cotto a legna, e allora ho preso questo e 2 pacchi di biscotti. Per quanto riguarda la cioccolata, che vi ho fatto vedere che ho preso i Ferrero Rocher, proprio oggi ho fatto anche un ordine sul sito di Cioccolatteria Veneziana, che da me dista più o meno un'oretta di strada, però non ci vado di persona a prendere la cioccolata e la fanno buona. Visto che mi è arrivato un buono di 5 euro di sconto, ho pensato di approfittarne e di prendere. Singolarmente i prodotti non è che costino molto, la cioccolata la trovo buona, per cui ho detto facciamo quest'ordine. In teoria dovrebbe arrivarmi la settimana prossima, comunque vediamo. Non credo di riuscire ad inserire l'arrivo di questa cioccolatteria veneziana in questo vlog, ma probabilmente nel prossimo vlog vedrete che cioccolata che ho preso. Vi faccio vedere un dolcetto veloce che sto facendo. Praticamente qui dentro, in questo impasto che è diventato così liscio e omogeneo, ci ho messo 4 cucchiai di farina, 5 cucchiai di zucchero, lievito mezza bustina, ma anche una bustina può andare bene, io ne avevo mezza di aperta e ne ho messa mezza, un uovo, un mezzo bicchierino di latte, limone, di quello, aspettate che ve lo faccio vedere. Di questo ci ho fatto, mettiamo un cucchiaino abbondante, e poi ci ho messo una fetta di zucca, la polpa, le noci. Ho sgusciato queste noci, sono 170 grammi ed erano già sgusciate, le ho fatte a pezzettini e le ho messe qui dentro, e gocce di cioccolato a piacere, io non le ho pesate, le ho messe a caso per creare questo impasto, e adesso lo inforno a 170 gradi e per il momento ci metto 30 minuti, poi vedo se serve di più o di meno. Ecco il dolcetto cotto. Poi ho dovuto abbassare, cioè l'ho fatto andare 10 minuti a 170, ma vedevo che qui i bordi si stavano già rosolando, per cui ho deciso di abbassare il forno e l'ho abbassato a 150. Comunque in 25 minuti si è cotta. Questo è il risultato. Qui l'ho già assaggiata perché volevo toglierla da questo silicone che non avevo né infarinato né messo il burro e la farina perché non si attaccasse. L'ho tolta che era un po' tiepida, e questo qui sarebbe il fondo che mi è rimasto un po' attaccato. Comunque l'ho assaggiata e non è niente male. Oggi è domenica. Siamo diretti a Combai, in provincia di Treviso, che fanno la festa dei maroni Baracastagne. Ce ne sono 2 qui in zona, una a Combai e una a Pedarobba. Per il momento passiamo per Combai e vediamo com'è, anche perché mi sono presa un po' di cartina scaricata da internet per capire dove andare a mangiare adesso, perché dovrebbero fare piatti a base di maroni castagne. C'era il pastin ai maroni, l'hamburger ai maroni, vediamo, e altre specialità sono scritte. Vediamo cosa troviamo quando arriviamo. Siamo arrivati e dobbiamo fare tutta questa salita perché il paese è lì sopra. Non so se vedete, se vi rendete conto della pendenza. Già le budelle fuori. Siamo finiti in questo borgo, il fiato lungo, perché abbiamo fatto la salita.
e adesso vediamo se riusciamo a trovare il posto dove ci danno da mangiare. Vi faccio vedere la spesuccia che ho fatto. Allora ho preso 4 pastine con la crema ai marroni, qui un mix di formaggi di malga con anche un salamino senza aglio. Qui ho preso un'altra crostatina fatta con la farina di castagne. Questa cremina non è una cremina, non so neanche io cosa sia. Poi qui ci sono dei sacchetti di marroni avanzati e il miele. C'era un banchetto che vendeva 3 tipi di miele: miele millefiori, miele di castagne e miele millefiori, che cambiava in base all'altezza. Praticamente quello a metri più alto era più chiaro, questo è sempre millefiori, però è a metri più basso e ha dentro anche un po' di melata, mi ha detto. Non ho voluto prendere quello al castagno perché di solito è quello che di solito prendo al castagno, e ho deciso di provare il millefiori. Ho appena finito il mio giro acquisti compleanno, avevo un paio di sconti da utilizzare, dopo vi faccio vedere cosa ho preso e vi faccio vedere dopo, perché adesso ho qui le borse in macchina e ho qui le borse da parte. Poi vi faccio vedere cosa ho preso di questi 3 sconti che sono riuscita a utilizzare del compleanno. Vi faccio vedere cosa ho preso con gli sconti compleanno. Allora, da Stroili con il 25% ho preso, visto che ho il doppio buco, ho preso questi paia di orecchini, che adesso non so se si inquadra, comunque cercherò di mettermeli anche addosso in qualche video così ve li faccio rivedere. Poi da Douglas mi avevo un buono da 5 euro. Siccome che avevo finito questo mascara della Lancôme, ero andata per prendere questo mascara, ma erano già arrivati i kit natalizi. Allora con il prezzo del mascara ho in aggiunta una matita nera e uno struccante in mini taglia. Mentre da questo negozio unico di abbigliamento avevo il 30% su un capo a scelta. Alla fine ho preso un paio di jeans della Lee, che sapete che costano 78,95 euro, e io l'ho pagato scontato del 30%. E questo negozio di abbigliamento di Nico aveva anche dei giubbotti invernali, me ne sono provato qualcuno. Uno era tipo in montone con il pelo fuori, però ho pensato, intanto era un po', nei movimenti ci si sentiva un po' legati, e poi ho pensato se piove non so se si macchia, per cui quello e costava sui 200 euro. Poi mi sono provata un tipo piumino che costava 415 euro, perché era made in USA, arrivava dall'America, per cui ho pensato questo il prezzo è rialzato sicuramente per un discorso di dogana che arrivino i capi, perché 415 euro per un piumino sinceramente mi sembrano tanti. L'ho provato, era carino, l'unica cosa che però non mi piaceva era la cerniera, perché per farvi capire, allora io qui per chiudere ho l'aggancio da questa parte, mentre questo giubbotto aveva l'aggancio dall'altra parte, per cui per chiuderlo è come avere qualcosa al rovescio, diciamo, per cui per il momento non l'ho preso. Vediamo poi in giro che altri giubbotti ci sono, poi ci devo dare un'occhiata sopra in armadio, quelli che mi sono rimasti dell'anno scorso, anche per liberarmi un po' di cose vecchie, diciamo, perché come i giubbotti invernali io li porto 2 anni, 3, poi iniziano a diventare un po' bruttini e me ne libero. Per cui però sopra, se non sbaglio ricordarmi, ne dovrei avere di scorta già presi gli altri anni, specialmente a Piazza Italia, che con 60 euro si prende un giubbotto invernale, per farvi un discorso di prezzo. Per cui adesso vediamo, cerco di... a parte che fa ancora caldo, io vi dico che con la felpina e questo sto sudando, per cui fa ancora caldo. Ok, dopo questa sera volevo fare il risotto con 2 pezzetti di zucca, un po' di pancetta
e basta. Questo era il risottino, la pancetta quella a cubetti che si trova, o cioè in congelatore c'ho delle salsicce, ma non so nemmeno io se scongelare le salsicce oppure la pancetta. Poi vediamo cosa faccio adesso, mi cambio e mi preparo per preparare la cena. Strano, sono le 5 del pomeriggio e comincia già a diventare scuretto, si vede che sono cambiate le ore, tra un'ora qui è già buio. Ok, io adesso per questo vlog vi saluto e ci vediamo al prossimo venerdì. Ciao!